Siamo le ballerine, il corpo di ballo dello spettacolo Napoletanamente. Stiamo andando alle prove e niente, abbiamo pensato di fare una piccola intervista dove faremo tutte le nostre considerazioni su questa nuova esperienza. Vabbè, lo spettacolo appunto si chiama Napoletanamente, sarà a teatro il 28 dicembre, il Teatro Ateneo di Casoria. E vabbè, prima di tutto balliamo, ci presentiamo, io sono Fiorella, Martina, Charlotte, Sara, orgogliose di essere le ballerine di Jenny Avolio, cariche e niente, lo spettacolo è basato sulla canzone classica napoletana. Per noi la canzone classica napoletana rappresenta, con una parola possiamo dire che è passione, passione perché prima di tutto siamo orgogliose perché rappresenta la nostra terra, ci permette comunque di stare insieme, è una canzone che non morirà mai, ci dice in qualunque posto ci troviamo. Esatto, è conosciuta ovunque. E niente, siamo fiere di poterla ballare e speriamo che poi andrà bene e faremo sicuramente un buon lavoro. Quindi ok. Che poi oltre alla musica napoletana c'è anche la passione per la danza che noi abbiamo da tanti anni insieme. Troppo. E quindi esprimere con il movimento quello che con le parole non si riesce a spiegare. Ragazzi, ma con chi lo facciamo questo spettacolo? Con Jenny Avolio! Già abbiamo lavorato con lui. Bravissimo. Lui è un grande amico, non per tutte però. È un grande artista. No, niente. Speriamo che... No, per carità. Speriamo che andrà tutto bene come l'anno scorso. Sono sicura che arriverà in alto perché un grande... Siamo pronti per l'America? Sì! C'è una new entry quest'anno nel corpo di ballo. Charles, che ti aspetti da questo spettacolo? Cosa aspetto da questo spettacolo? Tante risate e che dopo tutto veramente l'impegno, l'amore, la dedizione e la professionalità che ci stiamo mettendo tutti quanti, sono sicura che riuscirà qualcosa di fantastico e che a voi piaccia e soprattutto che vi regali un sorriso. Noi stiamo venendo dalle prove comunque, se mezzogiorno. Quindi vorrei dirlo. Non mancate perché Assolutamente. riderete, ascolterete buona musica, la vera musica. Vedete dei balletti stupendi. Le ballerine sono quello che sono. Jenny Gennaro è un bravo cantante, una brava persona e soprattutto merita l'affetto del pubblico perché ci mette davvero l'anima in tutto quello che fa. E niente, Vi aspettiamo vi aspettiamo 28 dicembre. Non mancate! Ciao!